Buongiorno, sono con Alessandro Serra che rappresenta il gruppo CRAI Fratelli IBBA. Di cosa vi occupate? Allora, noi siamo un'azienda innanzitutto di Oristano e ci occupiamo di distribuzione alimentare. Abbiamo il marchio CRAI e decine di supermercati in tutta la Sardegna, quindi il nostro compito è esattamente quello di distribuire il prodotto alimentare, agroalimentare e quello di far trovare al cliente comunque un'esperienza di spesa piacevole, semplice e conveniente. Quest'anno avete deciso di partecipare alla Sartiglia come partner. Sì, noi siamo partner della Sartiglia da tempo e confermiamo tutti gli anni questa nostra partnership anche e soprattutto perché appunto siamo un'azienda di Oristano e vogliamo contribuire all'evento più importante di questa cittadina. Quindi per noi è importantissimo sostenere gli eventi del territorio, lo facciamo sia dal punto di vista sportivo, sia dal punto di vista culturale come appunto è del divertimento come appunto è questo evento della Sartiglia. Quanto è importante far sentire la propria presenza a livello territoriale? Allora, partiamo dal presupposto che qualsiasi azienda, cittadino, comunque associazione sta meglio se vive in un territorio che ha benessere, che ha cultura e che ha anche ricchezza e lavoro. Per questo per noi è molto importante sostenere le nostre radici, che sono quelle che ci permettono comunque di fare il nostro lavoro in tutta la Sardegna e col gruppo CRAI anche chiaramente fuori dalla Sardegna. Quindi anche per questo noi sosteniamo non solamente a livello culturale gli eventi che si susseguono nell'isola, ma cerchiamo anche di sostenere le produzioni locali. Nei nostri supermercati appunto diamo un ampio spazio alle produzioni locali e soprattutto ultimamente stiamo sostenendo fortemente un progetto che è quello appunto di distribuire in Sardegna un prodotto che sia sardo, che al marchio Cuore dell'Isola si può riconoscere col marchio Cuore dell'Isola, un prodotto che sia sardo ma non sia solo prodotto in Sardegna ma sia anche realizzato con materie prime locali, in modo che dall'agricoltore al produttore al consumatore la filiera non si spezzi mai e si crea appunto un benessere che si distribuisce e che deve diventare, secondo noi, la punta di questa nostra isola. L'agroalimentare è la maggiore forza che ha questa isola insieme alla sua cultura millenaria e queste due cose si devono assolutamente legare, queste due cose devono andare assieme e devono anche aiutarci a trovare comunque una soluzione alle difficoltà che purtroppo non solo i nostri giovani ma tutti i cittadini della Sardegna stanno affrontando in questi momenti. Ottima mission. Ti faccio ora una domanda personale. Cosa ti ha colpito di più della Sartiglia? Allora, diciamo che essendo abbastanza giovane ho cominciato a conoscere gli eventi tradizionali della Sardegna relativamente da poco e l'ho fatto portando comunque i miei amici che vengono da fuori a conoscerli e dovendomi anche informare per fare un po' da cicerone. Li ho girati ultimamente e ho trovato che questo evento è veramente, diciamo, unico nel suo genere. È un evento infatti che nonostante sia di una parte della Sardegna, cioè dell'Oristanese, è comunque un evento che ha rilevanza regionale se non nazionale e qualche volta anche internazionale, proprio secondo me anche per la diversità rispetto a almeno a quanto dall'esterno della Sardegna come vedono il folklore e le tradizioni della Sardegna. È un torneo antico, è un torneo di abilità cavalleresca, è veramente interessante. Io ne sono rimasto abbastanza colpito. Grazie ad Alessandro Serra del gruppo CRAI Fratelli IBBA, Alessia Pirastu per EIA TV.